Intanto buonasera a tutti, grazie di essere venuti al cinema a vedere questo film. Brevemente, non racconto ovviamente la storia, ma racconto come è nato il film, come è nato questo lavoro. Nasce da circa 3 anni di interviste in manicomi e ex manicomi in giro per l'Italia, da Roma, Perugia, Firenze, e poi Bologna, Udine, Venezia, eccetera, eccetera. E in questi manicomi io ho fatto interviste soprattutto con infermieri perché a me interessava raccogliere storie che fossero storie il più possibile concrete, insomma. Quindi ho intervistato anche psichiatri e pazienti, ex pazienti, un frate a un giorno, insomma. E, però mi interessava prima cosa dare un taglio netto all'inizio e quindi decidere chi intervistare, perché sennò rischi di intervistare tutti se vai a cercare le persone che in qualche maniera sono venute in contatto col manicomio o col disagio mentale. E, l'infermiere, la categoria dell'infermiere mi interessava molto perché l'infermiere era molto dentro il manicomio, nel senso che era quello che davvero stava sempre a contatto con gli internati degli ospedali psichiatrici, e però era anche, a differenza del paziente, insomma era anche un individuo che usciva, che stava anche fuori. E poi, a differenza dello psichiatra, era anche, diciamo, meno ideologicamente formato, meno ideologicamente preparato, e quindi, diciamo, alla resa dei conti, al momento in cui racconta la propria storia, normalmente l'infermiere racconta una storia più concreta, fatta più di eventi, insomma, di cose. E poi anche perché l'infermiere era un po' il livello medio, cioè non era internato come, e quindi completamente subalterno, insomma, come il paziente, però non era neanche in qualche maniera svincolato, insomma, perché era condannato pure lui, insomma, come il secondino, insomma, per il carcere, a stare chiuso lì dentro. E detto questo, inizialmente ho incominciato a raccogliere queste storie perché mi interessava raccontare la vicenda di una grande rivoluzione. Le grandi rivoluzioni si fanno contro le grandi istituzioni, insomma. E quindi a me interessava questa grande rivoluzione riuscita, almeno in gran parte riuscita, nel senso che c'è una legge, la legge 180 del 1978, che in qualche maniera riconsegna un'identità agli internati del manicomio che non godevano neanche dei diritti di cittadinanza, non erano più neanche dei cittadini, e tantomeno degli individui liberi, insomma. E quindi in qualche maniera una rivoluzione antipsichiatrica c'è stata, con tutta una serie di limiti, insomma, ovviamente, ma in qualche modo è stata sancita una fine, anche se questa fine noi sappiamo che l'ultimo ospedale psichiatrico, diciamo, pubblico è stato chiuso, insomma, pochi giorni fa. Detto questo, poi i limiti sono molti. Un limite è che esistono ancora i manicomi privati, l'altro limite è che l'elettroshock viene ancora considerato una cura, insomma, no? Una strategia di cura, quantomeno. Io ho scritto un articolo sul Venerdì qualche settimana fa su Alberto Paolini che chiude questo film. Alberto è stato internato al Santa Maria della Pietà di Roma, il manicomio romano, per 42 anni, e un lettore di Repubblica ci ha tenuto a dire che comunque l'elettroshock, insomma, è comunque una cura, è accettata anche dai medici americani, insomma. Ma in America si fanno tante, c'è pure la sede elettrica, insomma, detto questo non è che sia proprio, diciamo, un modello importabile, esportabile. E poi ci sono i manicomi criminali, quelli ci stanno ancora, e so, se possibile, molto peggio dei manicomi, diciamo, civili, che c'erano fino a poco tempo fa. E poi c'è una cultura istituzionale come posso dire, totalizzante, che prescinde anche dall'esistenza del manicomio che ritroviamo identica, se non peggiore, nella caserma e nel carcere, ma che a livelli diversi troviamo anche nella famiglia, nella chiesa, nella fabbrica, nella scuola. E lo dico in qualche maniera citando indirettamente Franco Basaglia, che in un capitolo dell'istituzione negata del 1969, per parlare del manicomio, inizia parlando proprio di quelle istituzioni sorelle del manicomio, che tutto sommato vivono ad un meccanismo molto simile a quello del manicomio, ovvero dove è chiaro e netto chi ha il potere e chi non ce l'ha. Allora il problema del manicomio non è soltanto che il fatto che
non nasce come luogo di cura e ovviamente non è mai stato un luogo di cura, tant'è vero che si finiva in manicomio per il comportamento, ovvero sia perché si era pericolosi per sé e per gli altri, di pubblico scandalo, e si veniva internati per comportamento, cioè i tranquilli con i tranquilli, i semigirati con i semigirati, gli agitati con gli agitati, per cui non c'era, era un'archiviazione dell'individuo, insomma. Però quello che a me interessava in qualche maniera raccontare con questa storia, che prima è stato un racconto teatrale, poi un libro, poi adesso un film, è che in qualche maniera tutti viviamo un disagio e la società a livelli diversi, in luoghi diversi, si occupa, diciamo, si occupa di questo disagio, però se ne occupa nella maniera peggiore, cioè nel senso se ne occupa come se ne occupa il padrone del proprio cane, insomma, cioè tenendo buono l'individuo, tranquillizzandolo in maniera maternalistica, paternalistica, insomma. E tant'è vero che il mio personaggio esce dal manicomio per andare al supermercato e vivere un'alienazione molto differente, insomma, però non meno alienante. Buona visione.